Il 14 si ritorna tra i banchi di scuola, se non sarà possibile mantenere il distanziamento, la mascherina sarà obbligatoria. Boss in carcere aggredisce poliziotti, ad uno trancia un dito a morsi. Incendiato doblò a Villa Seta, tranciate viti a Canicattì. Maniaco del chiodo sfregia 2 automobili. Iacolino non lascia Forza Italia ma si candida a Confiretto ed è pronta a fare l'assessore. Maria Teresa Testone chiede l'espulsione dal partito. Domani Zambuto presenta la sua squadra alla città. Sabato faccia a faccia tra i candidati convocato dall'Ordine degli Architetti. Nuova campagna di scavi al Parco Valle dei Templi. Salta il Couscous Fest di San Vito Lo Capo. Sabato, per l'anniversario della morte di Livatino, anche il presidente della Camera Fico. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Le telecamere di TVA oggi all'Istituto Superiore Politi. Manca poco al suono della prima campanella, un ritorno alla semi-normalità. Il nostro direttore Arturo Cantella. Siamo qui all'Istituto Politi con la dirigente scolastica Santa Ferrandelli. Ecco, l'istituto come si sta attrezzando alla prossima apertura dell'anno scolastico che avverrà lunedì 14? Da tutta l'estate che noi stiamo lavorando alacremente per cercare di partire il 14 di settembre e nello stesso tempo garantire il massimo possibile di sicurezza sia per i ragazzi ma anche per il corpo docente. Quindi, a parte tutti i monitoraggi che hanno caratterizzato un po' gli avvenimenti di questa estate travagliata e tutte le indagini, misurazione di spazi, banchi e quant'altro, alla fine siamo riusciti a garantire questa partenza di anno scolastico facendo ricorso alla didattica digitale integrata, ma nello stesso tempo garantendo anche la maggior parte del numero delle classi in presenza. Per cui dietro abbiamo cercato di fare dei lavori di manutenzione leggera, insomma, con abbattimento di pareti per cercare di realizzare 2 aule più grandi in maniera tale da contenere dei gruppi alunni più numerosi rispetto agli altri, perché ci sono tantissime classi molto numerose al Politi e questo ci ha creato non pochi problemi. Per cercare di venire incontro soprattutto al numero consistente delle classi prime abbiamo chiesto lo sdoppiamento dei numeri e quindi abbiamo chiesto l'istituzione di ulteriori 3 classi cosiddette Covid. Per cui ci sono state concesse 2 classi prime e 1 classe terza. Questo ci ha consentito di di programmare l'avvio dell'anno scolastico mantenendo l'attività in presenza per tutte le classi prime e questo penso che sia una cosa di fondamentale importanza. Per tutte le altre classi invece saranno all'incirca una trentina distribuite su tutti e 3 i plessi che al momento partiranno con attività didattica integrata, ma speriamo nell'arrivo dei banchi monoposto, che quanto prima si dice dovrebbero essere consegnati alle scuole, e nel momento in cui avremo questi banchi monoposto all'incirca un'altra 15-18 classi assorbiranno quei piccoli gruppi di alunni che fino a quel momento saranno costretti a operare la didattica a distanza. Quindi complessivamente poi dovrebbero restare 5-6 classi per ogni plesso, per ogni sede. C'è un problema di supplenza, un problema di professori qui al Politi o siete diciamo a posto con appunto la classe docente? Allora, per quanto riguarda l'organico di diritto
Stranamente rispetto agli altri anni siamo a posto, anche con l'organico dei docenti di sostegno, insomma in linea di massima è tutto regolare. L'unico personale che ancora ci manca invece è il personale di queste 3 classi Covid che ci hanno concesso. Anche se devo dire, è arrivata comunicazione da parte del provveditorato che ci hanno concesso un'unità e mezzo, un docente e mezzo praticamente da distribuire, un po' da vedere per quale classe di concorso, e invece per le altre, per completare il consiglio di classe delle 3 classi dovremmo usare i docenti del potenziamento che già ci sono. Chiaramente questo comporta poi anche dei problemi a livello organizzativo, perché sono delle risorse che vengono meno nella gestione dell'organizzazione quotidiana. C'è un po' di preoccupazione nell'ipotesi si verifichi che qualche ragazzo possa avere, possa essere infettato dal Covid? Sì, purtroppo questa è una preoccupazione, credo che sia comune a tutti. Per gestire al meglio queste eventuali situazioni noi stiamo provvedendo a dare tutte le indicazioni possibili e immaginabili che già a noi sono state inviate tramite le varie linee guida, protocolli ministeriali e quant'altro. Quindi lavoreremo tantissimo su una sorta di formazione, di lavaggio di cervello, sul mantenimento delle regole fondamentali per garantire la distanza di sicurezza, le mascherine, l'igiene delle mani, cercare di farli stare fermi al proprio posto, fissando i banchi con lo scotch per terra per evitare gli spostamenti. Scuola al via da lunedì, mascherine anche al banco per 50.000 studenti, e dove manca il distanziamento non si potrà togliere. Per i genitori con figli in quarantena scatta lo smart working. Il Premier Conte convoca una conferenza con 3 ministri per sostenere la contestata Lucia Azzolina. Il servizio di Lello Casesa. L'anno scolastico partirà regolarmente dal 14 settembre, il rientro avverrà in piena sicurezza. Siamo certi che ci saranno contagi a scuola, ma siamo pronti ad affrontarli. Soltanto ieri sono arrivate notizie di positività a scuole in Trentino, Friuli, Emilia e Sardegna. Solo le prime parole pronunciate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i suoi ministri durante la conferenza stampa svolta ieri. E poi annuncia l'assunzione di 160.000 nuovi docenti, insegnanti e 77.000 a tempo determinato tra docenti e amministrativi. Sulla scuola il governo ha investito, dice Conte, 7 miliardi, inclusi fondi europei. Il capo dell'esecutivo fornisce alcune precise indicazioni a docenti e alunni. All'interno della scuola si tiene la mascherina deve essere tenuta in tutti quei casi in cui nelle classi non si riesce a rispettare il distanziamento. Le mascherine saranno date gratis alla scuola, lo Stato ne consegnerà 11 milioni ogni giorno, ma l'Associazione Nazionale dei Presidi esprime criticità per il fatto che i quantitativi fin qui arrivati sono insufficienti. Ogni alunno dovrà misurarsi la febbre a casa la mattina e verificare se ci sono possibili sintomi: temperatura superiore a 37,5 gradi, tosse, perdita di olfatto e gusti. I genitori dovranno tenere a casa lo studente, avvertire la scuola e il pediatro e il medico di base. Se i sintomi dovessero avvenire in classe, il referente Covid accompagnerà il ragazzo nel locale dedicato alla gestione dei casi e avvertirà i genitori per fare il tampone. Partirà l'indagine epidemiologica, probabile la quarantena per la classe ed i docenti. Per quanto riguarda l'attività fisica e i ragazzi, molti presidi hanno utilizzato le palestre come aule didattiche ed hanno anche annullato gli investimenti previsti, destinandoli esclusivamente per le aule. Sulle mense saranno necessari adattamenti, ma nessuno vuole togliere il tempo pieno ai bambini. Molti istituti non riusciranno a garantire il servizio a tutti ed altri sono in difficoltà ad avviare la mensa. Tracciate anche le linee guida sui trasporti con gli scuolabus, concordate con province
province e comuni, dove si spiega che i mezzi non dovranno viaggiare pieni oltre l'80% e questo solo se il percorso sarà contenuto entro i 15 minuti. Gli studenti dovranno portare la mascherina anche in inverno, con i finestrini il più possibile aperti, anche in inverno e con il freddo. I ragazzi dovranno salire sul mezzo in maniera ordinata, discesa lenta uno ad uno. Ed infine, dice ancora Giuseppe Conte nella conferenza stampa, concedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatorio del figlio under 14 se questo è stato contagiato o entrato in contatto con un positivo all'interno del plesso scolastico. Ha staccato con un morso il dito di un poliziotto e lo avrebbe inghiottito. È accaduto nel carcere di Rebibbia, dove un agente ha perso un dito dopo l'aggressione da parte di Giuseppe Fanara, boss di Cosa Nostra, detenuto da 9 anni al 41 bis dopo una condanna all'ergastolo. Secondo quanto ricostruito in seguito ad un controllo, il boss ergastolano avrebbe perso la testa e aggredito 7 agenti della polizia penitenziaria. Ad avere la peggio è stato uno dei 7 a cui ha tranciato con un morso il mignolo della mano destra, che non è stato ritrovato. A Fanara è stata notificata una nuova misura cautelare per resistenza, lesioni aggravate e lesioni gravissime. Durante l'aggressione avrebbe anche usato le parole per spaventare le guardie carcerarie, brandendo un manico di scopa. Avrebbe urlato "vi sgozzo come maiali". Fanara è stato ora trasferito a Sassari in un carcere di massima sicurezza. Boom di positivi nell'Agrigentino, sono 13 le persone che hanno contratto il Covid-19. Nel dettaglio, come annunciato dal sindaco di Cattolica, si tratta di 4 persone, tutti membri di una stessa famiglia, altri 4 a Menfi. Il bilancio riguarda anche 2 persone di Sciacca che si trovano in isolamento ed altri 3 casi a Canicattì. Per quanto riguarda le altre province, Palermo ne ha 17, Messina 15, Catania 14, Trapani 10, Ragusa 6, Enna 4 e Caltanissetta 2. Il dato regionale rileva una persona in più ricoverata e 2 pazienti in più in terapia intensiva. Ci sono 4 guariti, non si registrano nuovi decessi, 3 nuovi casi, non ci sono migranti. Riprendono gli sbarchi, sono 93 i migranti che sono arrivati durante la notte a Lampedusa con 3 diversi barchini sul molo Madonnina, provando ad ostacolare il trasferimento dei gruppi di tunisini con cuscino e lenzuola. Si è distesa l'ex senatrice della Lega Salvini Angela Maraventano. Adesso basta, ha ripetuto urlando, da qui non passa più nessuno. Hanno svuotato il centro d'accoglienza e continuano gli sbarchi. L'isola è rovinata, non passa più nessuno, basta. I barchini giunti sull'isola avevano a bordo rispettivamente 67, 13 e altri 13 extracomunitari. Si è ben lontani da ulteriori raggruppamenti, quelli delle passate settimane, quando la struttura si ritrovò ad ospitare. Ci furono disagi e disordini. Ben 1500 persone. Attualmente, dopo gli approdi di stanotte, il centro d'accoglienza ospita 229 migranti. Ed a proposito dell'emergenza migranti, il governo cerca nuove navi quarantena anche per gli arrivi via terra. I dettagli nel servizio. 5 sono già in funzione, ma il governo cerca altre navi da destinare alla quarantena dei migranti che sbarcano via mare ed anche di quelli che arrivano via terra. Lo prevede un nuovo bando per la formazione di un elenco di unità navali battenti bandiera italiana e o comunitaria funzionali all'assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti. Si punta dunque a creare una vera e propria flotta per ridurre l'impatto dell'accoglienza a terra, che sta creando problemi in diverse aree, in modo, si legge sul bando, da poter fronteggiare con tempestività e modalità semplificate le ricorrenti emergenze sanitarie derivanti dall'arrivo dei migranti sul territorio nazionale. Le navi devono essere conformi alle prescrizioni sanitarie indicate dal Ministero della Salute ed essere in grado di raggiungere entro le 24 ore successive alla sottoscrizione del contratto di noleggio le coste della Sicilia, della Calabria, della Sardegna o del Friuli Venezia Giulia o di altro luogo sul territorio nazionale ove si verifichi il contesto emergenziale. Gli operatori economici interessati possono presentare apposita istanza al Ministero dei Trasporti entro le 10 del 15 settembre prossimo, indicando le generalità dell'armatore, il nome dell'unità navale e il numero di cabine. 3 le tipologie previste dall'elenco: 285 tra 286 e 360, da 361 a 460.
Adesso è tutto ancora più chiaro e inequivocabile, dalla truffa si è passati alla farsa e dalla farsa si continua con la truffa di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha ancora un minimo di pudore, venga a Lampedusa, ponendosi al comando dell'esercito italiano per bloccare gli sbarchi indiscriminati dei migranti, facendoli imbarcare su apposite navi dirette a Bruxelles. Intanto sul caso migranti inveisce il sindaco di Messina, Cateno De Luca, dopo i nuovi sbarchi. Rispetto all'inadempienza del governo italiano, prosegue: mi schiero dalla parte dei lampedusani, lasciati soli in questa battaglia impari. Un'imbarcazione con a bordo una trentina di migranti è stata infatti intercettata nelle immediate vicinanze di Lampedusa da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Giusto ieri l'imbarcazione è stata accompagnata in porto fino alla banchina commerciale ed i migranti tutti salvati. A partire dal prossimo mercoledì 16 settembre ad Agrigento i tamponi rinofaringei e test sierologici per la diagnosi del Covid-19 saranno effettuati al poliambulatorio di Agrigento in via Giovanni XXIII nei locali già destinati al punto prelievo. La disposizione siglata dalla direzione strategica ASP scaturisce dalla necessità di rendere il servizio sempre più fruibile e comodo per l'utenza. Dopo qualche ora dalla presentazione delle liste per le elezioni comunali di Agrigento scoppia la polemica. La coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, racconta che il consigliere uscente Giorgia Iacolino avrebbe preteso una candidatura blindata ed aggiunge: la lista di Forza Italia, a cui si è lavorato da mesi, è sempre stata aperta a tutti nella convinzione indiscutibile che la competizione elettorale deve garantire il principio delle pari opportunità. Non sono mai stati accettati cartelli precostituiti che potessero privilegiare alcune candidature a discapito di altre. Poi, sottolinea Testone, in barba alla coerenza politica, la Iacolino ha trovato collocazione in un altro schieramento politico che peraltro le ha assicurato una poltrona da assessore. Vale la pena sottolineare, conclude la coordinatrice, che la sua individuazione ad amministratore determina ancora una volta una situazione di privilegio rispetto ad altri candidati, cosa che Forza Italia non ha consentito, limitandosi a designare assessori esterni alla lista presentata. Pertanto sarebbe opportuna l'immediata espulsione dal partito, considerando la sua scelta di candidarsi con una lista civica di Lillo Firetto. Dal canto suo, attraverso i social, Giorgia Iacolino si dice ancora convintamente in Forza Italia, pur confermando l'attenzione nei suoi confronti del candidato Firetto nell'accoglierla nel proprio gruppo anche con la nomina ad assessore designato. Rifiuti ad Agrigento, riparte la raccolta dell'indifferenziato. L'assessore a ramo Nello Amel annuncia che la ripresa avverrà anche per quanto riguarda i mercati rionali, tra questi anche quello di Piazzale Ugo Lamalfa. Arturo Cantella. Novità per oggi per la raccolta differenziata, ecco, dopo una decina di giorni finalmente si risolve il problema e oggi sarà raccolta ad Agrigento il cosiddetto grigio. Sì, noi abbiamo lavorato parecchio per riuscire a ottenere questo risultato e abbiamo dato l'input di oggi di raccogliere l'indifferenziato perché ormai era diventata una situazione insostenibile. Io voglio rappresentare ai miei concittadini che tutto quello che è successo esula rispetto a quelle sono le nostre responsabilità e le nostre possibilità di poter agire. Ci hanno da un giorno all'altro chiuso tutti i canali attraverso cui si poteva portare il rifiuto a discarica. E allora abbiamo fatto il giro della Sicilia e abbiamo trovato una piccola risorsa, una piccola disponibilità a Gela, 4 tonnellate ad Alcamo, 4 tonnellate sono una cifra insignificante per la produzione di Agrigento, e 25 tonnellate a Cammarata. E ancora non sono sufficienti, stiamo cercando di trovare altre soluzioni per incrementare, diciamo, il tipo di conferimento. Non è possibile che i comuni vengano stritolati in questo modo da questo sistema. Vi rendete conto che se noi non avessimo questo disagio di dover pagare costi enormi per portare i rifiuti lontano 400 km, potremmo riversare tutto quello che si ricava dalla differenziata per
migliorare servizi, per dare la possibilità di ridurre la Tari. A proposito, quest'anno già il 16% per le utenze non residenti e faremo poi il 10% per quanto riguarda le utenze non residenti di riduzione dopo 14 anni di costanti aumenti. Marco Zambuto incontrerà i cittadini e i giornalisti domani, venerdì 11 settembre alle ore 18 all'hotel Dioscuri by Palace per presentare ufficialmente la squadra degli assessori designati e i candidati al Consiglio Comunale di Agrigento. Oltre agli assessori designati Gianni Tuttolomondo, Raffaele Zarbo, Decio Terrana, Dino Milazzo, Franco Iacono e Antonella Gallo Carrabba saranno presenti anche i candidati al Consiglio Comunale, una squadra, afferma Zambuto, che rappresenta una città vera che vuole ripartire con il piede giusto. Ho scelto queste persone per onestà, per amore che nutrono per Agrigento, per la voglia di mettersi in gioco nel dare quella svolta concreta che gli agrigentini attendono da tempo. Sabato prossimo 12 settembre alle ore 9:30 nella sede di via Gaglio dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, gli ordini professionali degli architetti, geologi di Sicilia, dei geometri e dei periti agrari incontreranno i candidati sindaco sul tema Agrigento, un progetto per la città. L'approssimarsi delle elezioni per la scelta del sindaco e dell'amministrazione comunale per il prossimo quinquennio pone forti interrogativi da parte degli ordini richiedenti l'incontro. Riteniamo, afferma Alfonso Cimino, presidente dell'Ordine degli Architetti, di continuare a proporre soluzioni e interrogativi su vari aspetti che devono interessare la città e i cittadini. In questo senso occorre partire da un progetto per Agrigento. L'evento si svolgerà a porte chiuse in applicazione delle misure di contenimento contro il Covid-19. Sarà possibile seguire la diretta Facebook e YouTube sui canali social dell'Ordine degli Architetti. Abbattute tranciando e tiranti 2000 viti di uva Italia, accaduto in contrada Acci a Canicattì, dove un imprenditore agricolo ha già formalizzato denuncia alla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini. Non è la prima volta che fatti del genere si registrano a Canicattì. Adesso spetterà alle indagini fare chiarezza, provando a identificare gli autori di quel danneggiamento che ha tutte le caratteristiche dell'intimidazione. Incendiato Fiat Doblò di proprietà di un'agenzia di pompe funebri durante la notte fra martedì e ieri nel quartiere Villa Seta di Agrigento. La polizia ha trovato e posto sotto sequestro una bottiglia incendiaria. Scattato l'allarme in via Fosse Ardeatine, sono accorsi sia i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sia le pattuglie della sezione volanti della questura. Il furgone è andato distrutto. Danneggiate 2 automobili ad Agrigento, ad essere rigate in più punti un Audi A3 di proprietà di un agrigentino di 25 anni e una Volkswagen Tiguan di proprietà di una 48enne agrigentina. Nessun dubbio, non per i poliziotti, sul fatto che sia stato utilizzato un chiodo. I poliziotti della sezione volanti della questura, dopo aver raccolto la doppia denuncia, stanno cercando di capire se ad agire sia un maniaco del chiodo e dunque se l'autore sia lo stesso e se fra i 2 episodi sia ipotizzabile o meno un collegamento. Master di scrittura organizzato dall'Associazione Strada degli Scrittori. L'evento si chiude oggi ad Agrigento. Vediamo. Felice Cavallaro, oggi ultimo appuntamento del Master La Scrittura, che ha visto la partecipazione sia di tanti alunni che di tanti qualificati personaggi. Oggi qui ce ne sono stati 2, ma insomma un bilancio positivo. E in quale prospettiva futura? Una platea straordinaria di allievi, ma anche una squadra di docenti di altissimo livello, da Stefania Auci e Pietro Grasso, che hanno aperto i lavori, fino a oggi con Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire, e con l'onorevole Giuliano Pisapia, che è stato il sindaco di Milano e che è autore di un libro che si intitola La politica raccontata ai ragazzi, che presentiamo in anteprima nazionale qui. Un master che avvicina una platea sempre più ampia alla scrittura, ma soprattutto alla lettura, perché la lettura è il primo strumento per poter saper scrivere bene. Giuliano Pisapia qui ad Agrigento a presentare il suo libro, ma a partecipare anche al Master di Scrittura della Strada degli Scrittori, le parole della politica, un'iniziativa sicuramente interessante che avvicina i giovani anche alla politica.
Sì, un'iniziativa importante, così come può essere importante il libro. Il libro si rivolge soprattutto ai ragazzini di 11-14 anni, però tutti lo possono leggere. Invece questo master io credo che sia veramente un passo in avanti, perché parla della politica in tutte le sue accezioni, in tutte le sue negatività, nelle prospettive positive, nella capacità di dialogare e anche però nell'incapacità talvolta di ascoltare. Credo che in questa fase storica sia importante che ci sia un confronto su temi fondamentali come quello della fiducia nella politica, come quella della capacità di dare risposte e soprattutto della concretezza dell'agire. Quindi sono molto lieto di essere ad Agrigento a discuterne e a confrontarsi. Parliamo ora del suo libro, che messaggio lancia a chi lo legge? Il messaggio è che la politica non può essere una professione, la politica è impegno e si può fare politica anche senza essere all'interno dell'istituzione. Se poi uno è competente, se uno ottiene la fiducia dei propri concittadini, allora a questo punto può entrare anche nell'istituzione. Ma per me è fondamentale che ci sia una rotazione degli incarichi. Star troppo a fare esclusivamente politica senza altre prospettive credo che non sia un elemento positivo e neppure un insegnamento positivo. Oggi qui ad Agrigento si conclude il master dedicato alla politica, alla scrittura. Il direttore di Avvenire ha voluto essere presente a questa importante iniziativa, disquisendo anche su tematiche di grande attualità. Sì, sono molto grato agli organizzatori di avermi invitato come cronista e testimone di questo tempo e a contribuire a un ragionamento, perché abbiamo bisogno di parole per la politica che ci aiutino a capire di nuovo l'importanza. Ecco, questo credo che sia il punto. Ecco, oggi una politica, diciamo, che è ben vista e mal vista, insomma c'è questo malpancismo, queste forti critiche anche espresse sui social, insomma. Gli errori che sono stati fatti da coloro che hanno il potere di fare le leggi e di governare le nostre comunità li conosciamo. A volte dimentichiamo anche tutte le cose importanti che sono state realizzate nei decenni che abbiamo alle nostre spalle. La responsabilità di una politica seria è di mantenere il buono che è stato fatto e di correggere le storture. Avremo bisogno di un discorso e un ragionamento politico che ci porti soprattutto a questo, al di fuori degli slogan d'occasione. Il sindaco di Pesaro e presidente nazionale dell'ALI Autonomie Locali Italiane Matteo Ricci presenta ad Agrigento il suo volume Vincere l'odio prima e dopo il coronavirus. Arturo Cantella. Presentato ieri il libro del sindaco di Pesaro Matteo Ricci nella nostra città, accompagnato dal sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore, oltre che ad altri sindaci del nostro comprensorio come Giuseppe Portella di Oppolo Giancaxio, quello di Campobello di Licata Picone, di Grotte Provvidenza, di Santa Elisabetta Gueli, legati da una militanza comune nell'associazione Lega delle Autonomie, cui fanno parte Matteo Ricci, ne è il presidente. Il libro, dal titolo Vincere l'odio prima e dopo il coronavirus, parla delle esperienze durante il Covid e delle problematiche annesse e contiene riflessioni a più voci sulle radici sul sentimento umano che nel secolo scorso ha dato vita ai totalitarismi più feroci. All'iniziativa, presentata da Egidio Terrana, ha visto la partecipazione anche del professor Gaetano Gucciardo dell'Università di Palermo. Sì, è un libro sull'odio che parte dalla grande testimonianza di Liliana Segre, che poi però si interroga su che tipo di società avremo dopo il coronavirus, una società nella quale aumenterà la solidarietà e l'uguaglianza o una società nella quale saremo più divisi e aumenterà la rabbia sociale e l'odio. Questa è la sfida politica di questi tempi, una sfida politica che vogliamo giocare in prima linea, sapendo che sarà molto importante la velocità con la quale riusciremo a investire le risorse stanziate dal governo e dall'Europa per le famiglie, per i lavoratori, per le imprese, ma dall'altro dobbiamo continuare a combattere l'odio anche dal punto di vista culturale, perché noi abbiamo bisogno di uscire da questa situazione con un clima di rinascita, di ricostruzione e non con un clima di rabbia sociale. Quindi anche un libro di grande attualità politica e ovviamente mette in prima fila come sempre i sindaci italiani. Ecco, come avete vissuto a Pesaro questo momento?
Pesaro è stato molto difficile, siamo stati una delle realtà più colpite d'Italia dopo il nord e la Lombardia, abbiamo avuto tanti morti, tanti drammi, tanta sofferenza, ora da alcuni mesi stiamo molto bene, però è evidente che come tutta Italia stiamo provando a rinascere con grande prudenza, con grande cautela, ma abbiamo bisogno assolutamente di ripartire dal punto di vista lavorativo, produttivo e anche dal punto di vista culturale. Avremo mesi difficili nel quale dovremo convivere ancora con il virus in attesa del vaccino, però dobbiamo mantenere grande determinazione nella volontà di ripartire e al tempo stesso grande prudenza perché il virus è ancora tra noi e non è stato ancora sconfitto. Una rinascita lenta nonostante ciò che ha fatto il governo giallo-rosso? Lenta, ma pare con un rimbalzo economico maggiore del previsto, soprattutto in alcuni settori produttivi. Ora, come diceva, le risorse non mancano, bisogna investirle velocemente, abbiamo bisogno di uscire da questa situazione con un Paese, con uno Stato più semplice, più veloce, perché se non lo facciamo questa volta davvero non lo faremo mai più. Questa è un'iniziativa fatta dall'associazione Ali, vero? Sì, abbiamo riorganizzato la vecchia Lega delle Autonomie, che è diventata Ali, Autonomie Locali Italiane, mettendo insieme i sindaci riformisti, quelli che vogliono stare in un campo di valori, di centrosinistra, tanti sindaci civici che vogliono dare un contributo anche politico, non solo amministrativo in questo momento nel Paese. Alla fine di settembre organizzeremo il Festival delle Città a Roma, sarà un grande evento nazionale e anche qui in Sicilia ci stiamo strutturando in tanti comuni siciliani perché abbiamo bisogno anche qua di dare forza ai sindaci riformisti della Regione Sicilia. Come valuta questo momento politico in vista anche delle prossime elezioni? Si pensa a una vittoria schiacciante del centrodestra che vedrebbe anche una crisi di governo? A destra spesso e volentieri i partiti si odiano ma poi si alleano. A sinistra stiamo governando insieme anche con questo esperimento con i 5 Stelle e poi non siamo in grado di presentarci uniti nei territori, questo è il grande problema. Abbiamo bisogno di più unità, se davvero il governo Conte deve durare come tutti dicono fino alla fine del mandato abbiamo bisogno di renderlo più coeso dal punto di vista politico ed è un peccato che in tante regioni italiane non si sia potuto avere un'alleanza compatta di tutte le forze che sostengono il governo Conte. È evidente oggi che chi vuole sostenere il governo Conte ha solo un voto per i candidati di centrosinistra perché è evidente che le regionali non c'entrano nulla col governo, ma se le regionali andranno bene si rafforzerà il governo Conte, se andranno male sarà sicuramente un passaggio di indebolimento che a mio parere non va a vantaggio non soltanto del governo ma neanche a vantaggio del Paese. Ad Agrigento si voterà il prossimo 4 e 5 ottobre, le sembrerà strano ma il PD non presenta una lista. È una situazione purtroppo che c'è in molte parti d'Italia, l'indebolimento dei partiti non è una buona notizia, io credo che noi abbiamo bisogno di partiti più forti, di partiti più grandi, questo non vuol dire rinunciare al civismo, io sono stato eletto anche con tante liste civiche, ma tutti sanno che la lista principale era quella del Partito Democratico, perché credo che comunque anche quando ci sono alleanze civiche serva un baricentro politico che in qualche modo orienti la politica. Spero che il PD torni ad Agrigento e ovviamente nel frattempo in bocca al lupo ai sindaci, al sindaco uscente che conosco e anche il mio caro amico che mi pare tra i sindaci quello che raccolga maggiormente le anime riformiste di centrosinistra tra le proprie liste. Ali e Autonomie Locali Italiane anche in Sicilia attecchisce bene con tanti sindaci di area riformista, di area progressista, di area del centro-sinistra. Noi vogliamo essere un'associazione che vuole stare a fianco ai sindaci e agli enti locali in questo momento di grandi difficoltà. Mi hanno onorato di questo ruolo di presidente regionale di Ali e oggi 1 o 2 giorni in Sicilia del nostro presidente nazionale di Matteo Ricci, ieri a Piedimonte Etneo con una bella iniziativa, oggi ad Agrigento abbiamo voluto presentare questo libro che ci fa riflettere sull'odio, sull'intolleranza. Noi vogliamo un'Italia diversa, un'Italia che sia portatore di altri valori, valori della solidarietà e dell'accoglienza e per questo da Agrigento parte un messaggio forte che i sindaci vogliamo lanciare. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Potrebbe sorgere in Sicilia uno dei poli di innovazione digitale della rete europea prevista dal programma Europa Digitale. A lavorare alla costruzione di una candidatura siciliana agli assessorati alle attività produttive, all'istruzione e formazione professionale della regione siciliana. C'è il servizio.
Potrebbe sorgere in Sicilia uno dei poli di innovazione digitale della rete europea prevista dal programma Europa Digitale. A lavorare alla costruzione di una candidatura siciliana agli assessorati alle attività produttive, all'istruzione e formazione professionale della regione siciliana, impegnati proprio in questi giorni in un'opera di composizione e attivazione di una rete degli attori territoriali dell'innovazione, con l'obiettivo di costituire un partenariato che dovrà candidarsi a polo regionale per l'innovazione digitale. Appunto, il programma Europa Digitale della Commissione europea prevede la costruzione di una rete europea di poli che assicuri la transizione dell'industria in questa direzione, cioè quella della digitalizzazione. La procedura per l'individuazione dei poli si dividerà in 2 fasi: una preselezione nazionale volta ad individuare un elenco di soggetti con capacità tecnico-scientifiche e giuridico-amministrativa per partecipare alla rete, una gara ristretta gestita dalla Commissione europea, cui saranno invitati i candidati presentati dagli Stati membri. Le 2 fasi della procedura di selezione consentono ai poli di avere una copertura dei costi ammissibili, in alcuni casi pari al 100%. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 97 milioni di euro per il cofinanziamento delle iniziative destinatarie delle agevolazioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. Alla quota possono concorrere anche altri ministeri, regioni, province, autonome ed altre amministrazioni pubbliche mediante proprie risorse. Le risorse effettivamente allocate saranno identificate a seguito dell'approvazione del quadro finanziario pluriennale europeo 2021-2027. Da oggi 10 settembre sino al 24 prossimo il Mise procederà alla preselezione dei poli operanti sul territorio nazionale, che come tali saranno poi chiamati a partecipare alla call ristretta europea. Contiamo di presentare una candidatura siciliana, spiega l'assessore alle attività produttive della regione siciliana Mimo Turano, e d'intesa con l'assessore all'istruzione e alla formazione Roberto Lagalla abbiamo già pubblicato una manifestazione di interesse rivolta a organismi di ricerca, università, aziende, competence center, distretti tecnologici, parchi scientifici e tecnologici, incubatori di start-up ed in generale tutti gli attori territoriali dell'innovazione pubblica, con l'obiettivo di dare vita ad un partenariato destinato certamente a partecipare al bando del Mise, ma che abbia il carattere strategico di un polo dell'innovazione digitale siciliano in grado di aggregare attorno a sé l'intero ecosistema dell'innovazione presente sul territorio e di catalizzare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione per la crescita del tessuto produttivo regionale. Si tratta di un'occasione molto concreta per fare sistema in un'azione cruciale per il nostro futuro, aggiunge invece l'assessore all'istruzione e alla formazione Roberto Lagalla. Per poter competere a livello internazionale però è necessario gioco di squadre, sviluppare le eccellenze territoriali già nate e farne crescere di nuove. Ecco perché stiamo puntando tutto sulla sinergia tra i rami dell'amministrazione regionale e la collaborazione tra le eccellenze dell'innovazione e della digitalizzazione siciliana. L'obiettivo è una candidatura unica di grande qualità grazie al coinvolgimento del mondo delle imprese, delle università e dei centri di ricerca. La manifestazione di interesse è già pubblicata sul sito del Dipartimento regionale delle attività produttive ed è appunto propedeutica alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa che impegnerà tutti i soggetti a presentare un'unica candidatura al bando del Mise. Dopo oltre 2 anni di permanenza, il capitano di fregata Gennaro Fusco lascia il comando della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle, per svolgere altro incarico alla direzione marittima di Livorno. Gli subentra il capitano di fregata Fabio Serafino, proveniente dal compartimento marittimo di Vibo Valentia. Domani 11 settembre alle ore 11 nel piazzale interno della sede principale della Capitaneria di Porto si terrà la cerimonia solenne del passaggio di consegne tra titolari del compartimento marittimo di Porto Empedocle. Nuovo funzionario per la questura di Agrigento. Si tratta del vicequestore aggiunto Genevieve Di Natale, che ha assunto le funzioni di vice dirigente della squadra mobile. Nata a Messina nel 1982, laureata in giurisprudenza, subentra a Giovanni Franco, che è stato trasferito. Di Natale è entrata in polizia nel 2011 ed ha frequentato il 102esimo concorso di formazione per commissari. Nel gennaio 2014 è stata assegnata al compartimento di polizia postale delle comunicazioni
Comunicazioni di Reggio Calabria, dove ha ricoperto le funzioni prima di coordinatore di 4 sezioni operative e successivamente di direttore di sezione operativa. Ci sarà anche il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico sabato prossimo 19 settembre alle ore 11 nei locali dell'Aula Magna del Tribunale di Agrigento ad una tavola rotonda organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati in occasione del 30° anniversario dell'omicidio del giudice Rosario Livatino. Al seminario parteciperanno anche il Cardinale Francesco Montenegro, il Procuratore Luigi Patronaggio e il Magistrato Nino Di Matteo, attualmente in servizio al Consiglio Superiore della Magistratura. Il tema dei lavori sarà lo stato della magistratura e del contrasto alla mafia a 30 anni dall'uccisione di Livatino. Al Parco della Valle dei Templi di Agrigento diversi interventi di ricerca. Dal 14 settembre la Scuola Normale Superiore di Pisa darà avvio alla prima campagna di scavo al Tempio D e il suo santuario. Il Tempio D, conosciuto come Tempio di Giunone, è stato parzialmente indagato negli anni 20 del Novecento da Pirro Marconi ed in tempi più recenti ha ricevuto attenzione soprattutto da parte di specialisti di architettura antica che si sono soffermati su questioni metrologiche e sul rapporto con il gemello, ovvero il Tempio della Concordia. Il 1° di ottobre arriverà anche l'Università di Berlino, che avvierà una campagna di indagini geognostiche nell'area del ginnasio mirata alla ricostruzione del paesaggio urbano che si sviluppa intorno all'importante edificio di età augustea. La campagna è propedeutica alla programmazione di future indagini archeologiche e l'Università di Bologna tornerà al quartiere ellenistico romano per proseguire lo studio sulle pitture provenienti dall'insula, che ha già dato risultati eccezionali. Il parco infine sta lavorando al nuovo progetto di scavo del teatro ellenistico che sosterrà con fondi propri. I capperi sono ricchi di quercetina, un composto di origine naturale che secondo un recente studio sarebbe efficace per combattere il Covid-19 grazie alla sua capacità di interferire con la replicazione del virus. Lo riferisce uno studio pubblicato dalla rivista scientifica International Journal of Biological Macromolecules, condotto da un team internazionale al quale ha partecipato l'Istituto di Nanotecnologia CNR Nanotech di Cosenza e supportato dalla Fondazione HNA spagnola. I ricercatori affermano che la quercetina, presente in abbondanza in vegetali comuni come capperi, cipolla rossa e radicchio, potrebbe assumere un ruolo importante nella lotta al Covid-19. Il Parco di Pantelleria rilancia gli esiti di questa ricerca per ribadire il potenziale agroalimentare e di benessere d'isola che, grazie alla sua ricchezza in termini di biodiversità ed equilibrio con l'ambiente naturale, può offrire vere eccellenze a partire dalla tavola. Un invito aperto quindi a prevenire partendo dall'alimentazione con una soluzione efficace che offre la dieta mediterranea, che fra gli altri include l'insalata pantesca, un piatto della tradizione isolana che si afferma in tutta la sua salubrità. Il cappero, insieme alla cipolla, ne è un ingrediente simbolo, pianta perenne che cresce tra i muri a secco e le rocce vulcaniche con pochissima acqua, viene usata in tantissime ricette proprio perché la tradizione contadina era consapevole delle sue proprietà. Pesto di capperi, primi, secondi, insalata pantesca e poi tanti prodotti arricchiti e aromatizzati, senza dimenticare che le coltivazioni di cappero realizzate sui tradizionali terrazzamenti fanno bene al territorio e che il suo fiore bianco, così caratteristico, fa bene all'anima. Delle proprietà medicamentose del cappero ne parlavano già gli antichi. La letteratura officinale ne esalta le proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antiallergiche, antiproliferative. In generale è considerato tonico, stimolante e dalle proprietà digestive. Indiscusso il suo ruolo importante come elemento della dieta mediterranea. Alimentazione, corretti stili di vita e sviluppo sostenibile, proprio in questo periodo di pandemia, hanno dimostrato il loro ruolo essenziale per la salute della collettività e del pianeta. Da Pantelleria, ancora un esempio di buone prassi. Annullato il Couscous Fest a San Vito Lo Capo, vediamo. È l'evento enogastronomico più importante del Mediterraneo. Nostro malgrado, una decisione
forte sulla base degli ultimi dati, degli ultimi giorni, c'è una crescita continua dei Covid-19 positivi. Ci ha indotto a fare un passo indietro, condividendolo successivamente il prefetto, che ringrazio per la grande sensibilità dimostrata sempre dal primo momento in cui abbiamo iniziato a lavorare sull'edizione 2020 fino all'ultimo istante con la feedback. Questo è un anno particolare, l'ho definito io all'inizio un anno orribile, non pensavamo di arrivare a tanto, ma la salute viene prima di ogni altra cosa e San Vito Lo Capo non poteva trasformarsi in un'occasione dove per l'attrattore turistico fondamentale, che è il Couscous Feste, poteva diventare occasione per la trasmissione del virus. La gente viene a San Vito Lo Capo, si fa le passeggiate, questo io non lo posso impedire, come qualcuno ha criticato, ma se io creo un evento, creo le condizioni per un attrattore, mi sento responsabile, non soltanto politicamente ma anche dal punto di vista umano, come sindaco e come amministrazione comunale. Quindi abbiamo fatto questa scelta pesante, molto dibattuta all'interno di noi, ma l'interesse dei miei concittadini e di coloro i quali vengono in vacanza a San Vito Lo Capo viene prima. Si può venire a San Vito Lo Capo in vacanza tranquillamente, per gustarlo in tutti i sensi e sapendo di vedere un territorio che è sicuro, in cui i miei operatori hanno messo in atto tutte le procedure per garantire sicurezza e anche l'amministrazione ha fatto uno sforzo in tal senso. L'ultimo sforzo è quello di evitare eventi che potrebbero rappresentare elemento di diffusione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.